Noi giochiamo sempre per cercare di vincere. Diciamo che l'atteggiamento delle ragazze è stato importante, non abbiamo sottovalutato il Cesena anche perché sapevamo una squadra di Serie B, però con ottime giocatrici, e l'abbiamo affrontata bene. Diciamo che il risultato di 2-0 è molto bugiardo perché poteva finire sicuramente con molti più gol, e l'unica cosa che rimprovero le ragazze in questo caso è il fatto che quando arriviamo lì dobbiamo essere più ciniche, perché quella partita qua doveva finire 5-6-0 per noi e potevamo andare a giocare a Como con il doppio risultato, però ripeto, questo per noi non è un problema perché l'obiettivo mio è quello per la loro crescita è quello di andare a giocare per vincere tutte le partite, squadra in qualsiasi caso sia la squadra, quindi ben venga questo risultato ben ottenuto. Ma sì, ma sicuramente il portiere è parato, ma se poi gli tiriamo anche addosso il portiere è normale che fa la parata. I 2 gol che abbiamo fatto sono stati 2 gol dove non abbiamo tirato addosso al portiere, siamo arrivati lì tante volte, alla fine però abbiamo raccolto solo 2 gol. Questa è la cosa che dispiace, perché poi alla fine le ragazze hanno fatto veramente bene, hanno giocato, forse il Cesena ha superato la metà campo 2 volte il primo tempo e 2 volte il secondo, non ha mai tirato in porta, delle May non si è sporcata i guanti, quindi è stata la partita interpretata bene. L'unica cosa è quello, ci è mancato di fare più gol. Questa è una cosa che in Serie A non paga, dobbiamo essere più ciniche. Come una squadra di Serie B, diciamo che è una squadra di Serie A prestata alla Serie B perché ha costruito una squadra importante, hanno un allenatore che è un mio carissimo amico e quindi Sebastian Della Fuente, che so come lavora perché ha fatto tanti anni all'Inter, un direttore sportivo che conosco benissimo come Miro Cecchi, quindi è una squadra che lavora sulle giovani ma nello stesso tempo ha delle giocatrici che hanno fatto la Serie A, quindi per noi sarà un impegno importante. Prima però adesso le ragazze si meritano questa pausa, staccheranno un po' meno quelle che vanno in nazionale, però credo che le ragazze meritino un attimino di staccare la spina, anche se continueremo a lavorare logicamente come è giusto che sia e prepareremo al meglio prima la partita con la Juve e poi le altre ci penseremo. È il campo di casa, ormai è da tanti anni che non venivo qua a giocare, è sempre un'emozione perché la squadra con cui sono cresciuta è stata la mia prima squadra femminile, quindi la porto comunque nel cuore e è stata un'emozione particolare perché anche l'amichevole l'ho saltata, però sono riuscita almeno a esserci oggi ed è stato bello. Era tanto che non giocavo e infatti dopo ho accusato un po' con i crampi, però sono contenta per essere partita dall'inizio e mi ci vorrà un po' per ritornare in forma, però ce la sto mettendo tutta. Contenta della vittoria, potevamo fare qualcosa in più e dobbiamo avere un po' più di fame, però ora ci aspetta una partita molto difficile e quindi abbiamo già la testa lì. Sì, diciamo che è una squadra comunque che è venuta per giocarsela fino alla fine, si sono chiuse molto, abbiamo cercato di aprire gli spazi e provare ad allargare un po' il gioco perché si erano molto chiuse, quindi abbiamo provato le varie soluzioni e chiaramente sotto porta dobbiamo essere un po' più ciniche e sbagliare meno. E avendo vinto 2-0 abbiamo un solo risultato e quindi la vittoria e ovviamente andiamo là per vincere.